Buongiorno da Leandro Maggi, lo Vigo in diretta, siamo a Taglio di Po, siamo nel cantiere davanti al Palavigor e, effettivamente i lavori sono a rilento, ci spiegava lei vice sindaco che ci sono problemi di approvvigionamento, le materie prime purtroppo sono cose che sappiamo tutti, però qualcuno ci sottolineava il fatto che anche nelle strade con il cantiere aperto c'è stato qualche problema. Riuscite a metterlo a posto in velocità, vice sindaco? Buongiorno a tutti, allora sì, effettivamente i lavori proseguono e come hai detto giustamente tu abbiamo risentito anche noi dell'impennata dei materiali, però insomma siamo fiduciosi che arriviamo al termine. Per quanto riguarda invece i vizi che sono stati creati nelle lavorazioni del cantiere edile, sono già state segnalate dall'amministrazione e dall'ufficio tecnico, è stato fatto un verbale, sono state scattate le foto per garantire ovviamente un ricordo di quello che è e fatta l'opportuna rilevanza alla ditta appaltatrice, quindi è tutto stato ufficialmente segnalato. Sarà cura quindi della ditta ripristinare lo stato dei luoghi non appena finito il cantiere. Ora ovviamente in questo momento non ne vale la pena perché dovranno ancora ripassare con i mezzi edili, per cui ripristinarla adesso per poi dopo ripristinarla un domani non sarebbe opportuno, sarebbe una fatica un po' inutile, però abbiamo già segnalato, firmato un accordo in questo senso. Quindi un disagio temporaneo, riesce a darci dei tempi oppure purtroppo con questi rincari, ma soprattutto ci diceva fuori onda la difficoltà di trovare la materia prima che avevate programmato ma non arriva alle frontiere? Esatto, sulle tempistiche stiamo combattendo, stiamo ovviamente sollecitando affinché vengano rispettate, anche perché poi abbiamo dei tempi di consegna e di rendicontazione che devono essere assolutamente rispettati. Per quanto riguarda invece questi disagi, diciamo così, un pochettino congeniti al cantiere, diciamo così, ce li aspettavamo, ma non ha senso, ripeto, adesso sistemarli, li sistemeranno dopo e fin tanto che continueranno a veicolare con i mezzi edili, insomma, lasciamoli un po' così, fin tanto che sarà cantiere. Nel momento in cui verrà restituito ovviamente agli alunni sarà perfettamente in ordine.